Sciacca si prepara a vivere giorni di intensa fede e profonda identità collettiva, ma anche un importante appuntamento con la propria storia. La comunità saccense rinnoverà per la 14ª volta il proprio ringraziamento alla patrona Maria Santissima del Soccorso nel 400° anniversario della miracolosa liberazione della città dalla peste. Il momento culminante delle celebrazioni sarà il 2 febbraio al termine di un ricco programma di eventi religiosi e iniziative avviato già lo scorso 22 gennaio, frutto della collaborazione tra la Chiesa e il Comune di Sciacca. Circa 100 pescatori, come da tradizione, porteranno a spalle a piedi scalzi lungo le vie e le piazze del centro storico la statua in marmo bianco di Carrara, raffigurante Maria Santissima del Soccorso. L'opera, giunta a Sciacca Via Mare nel 1503, è stata realizzata dagli scultori Mancino e Birrittaro. Si rinnoverà così il solenne voto del 2 febbraio 1626, quando la città, duramente colpita dalla peste che imperversava la Sicilia, si affidò alla protezione della Madonna del Soccorso chiedendo la salvezza, un atto di fede e di riconoscenza che ancora oggi unisce l'intera comunità e che viene rinnovato ogni anno con la stessa intensità e partecipazione. Sciacca si appresta a vivere dei giorni di profonda grazia in occasione del 4° centenario della liberazione della città dalla peste ad opera di Maria Santissima del Soccorso. I festeggiamenti inizieranno domenica 25 con l'ottavario e culmineranno nella giornata del voto domenica 1 febbraio nella celebrazione presieduta da Monsignor Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. A seguire dalla messa inizierà la processione dalla chiesa di Sant'Agostino verso la basilica con la tradizionale lettura del testo del voto da parte del sindaco pro tempore. Tutto culminerà giorno 2, giornata della festa, alle ore 10 con la messa presieduta del nostro arcivescovo Alessandro Diamano per i portatori e con l'uscita trionfale del Fercolo alle ore 17. Momenti di grazia, momenti di comunità, momenti di chiesa, una chiesa che va oltre le chiese, un momento che vive questa città ma che vive la nostra diocesi come pietra miliare. Nel quadrante della storia di questa città è un'ora giubilare, un'ora di gioia. Allora l'augurio a vivere a tutti questa esperienza di fede, di folklore e di vita cittadina.